Buongiorno, Focus Bollettino Colture Erbacee, aggiornamento sulla piralide. Continuano le osservazioni negli appezzamenti a mais di diverse zone del Veneto per capire lo sviluppo delle popolazioni di piralide. Prevale negli appezzamenti ovunque lo stadio di larva, vedete in questa provetta quanto raccolto in un appezzamento a mais monitorato, le larve prevalgono nettamente, ci sono alcune crisalidi di cui potete vedere la dimensione in confronto con le dita della mano. Le crisalidi si trovano maggiormente, hanno un'incidenza maggiore nel Veneto occidentale e si comincia anche a trovare qualche crisalide vuota. Sono stati trovati anche catturati con le trappole i primi adulti, quindi cominciamo a entrare nel momento decisivo della gestione della lotta alla piralide. Nessuna ovatura al momento è stata ancora trovata. Quindi nella prossima settimana, al momento non è necessario procedere a interventi di controllo, saranno date le indicazioni per il periodo più corretto per andare a stimare l'effettivo livello della popolazione della piralide per prendere poi le decisioni, e sarà indicato anche per ciascuna zona, la finestra temporale per ottimizzare, per ottenere il massimo dai trattamenti insetticidi qualora si debba procedere al controllo. Quindi seguite i bollettino colture erbacee sul sito di Veneto Agricoltura, www.venetoagricoltura.org, oppure richiedete a bollettino.erbacea@venetoagricoltura.org la spedizione via mail dei bollettini con tutti i dettagli per procedere in modo razionale. Alla prossima!